Siamo con Marcus Maumeier, il sindaco di Valvasone, per presentare un'iniziativa importante che mette insieme i borghi più belli della regione e Sappada. Ci può spiegare i dettagli di questa iniziativa? Allora, l'iniziativa nasce da uno spunto collegato al fatto che siamo tutti nei borghi più belli d'Italia, anche Sappada fa parte di questo club, sono 12 comuni in Friuli Venezia Giulia che hanno questa appartenenza. E tenuto conto di quello che è accaduto sul finire dell'ottobre dell'anno scorso con questo grande evento atmosferico che ha devastato la nostra montagna, la montagna friulana, abbiamo pensato di creare un evento di solidarietà a favore di Sappada e della montagna del Friuli Venezia Giulia, con un'apertura straordinaria dei monumenti più importanti dei borghi più belli d'Italia. I sindaci e gli amministratori faranno da ciceroni, quindi faranno conoscere con quelle che sono le loro competenze questi monumenti, e i visitatori saranno invitati a fare una congrua offerta libera che poi verrà destinata per aiutare Sappada e la protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia a fare degli interventi di messa in sicurezza, di ripristino di quello che il maltempo ha danneggiato. Un'iniziativa molto bella che ovviamente fa sentire la vicinanza dell'Associazione dei Borghi al Comune di Sappada. Noi siamo entrati ovviamente da poco nella regione Friuli Venezia Giulia, ci stiamo integrando dal punto di vista amministrativo e ci fa piacere anche di essere entrati fra i borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, quindi una grandissima manifestazione di solidarietà, e questo ovviamente non fa che far piacere alla nostra comunità. Ci tengo veramente a portare il ringraziamento di tutta la mia comunità al Friuli Venezia Giulia, alla Regione per quello che è stata la gestione dell'emergenza, in particolare con la protezione civile, e ai borghi con cui appunto ci stiamo integrando e portando avanti dei progetti importanti di promozione turistica.